Un saluto a tutti gli amici che in questo momento ci seguono da casa. Questa sera, come vedete, ci troviamo sul palco del Teatro Vicini di Perugia, dove fra poco assisteremo a uno spettacolo musicale, un grandissimo musicista. Chi è, Valentina? Gianni Sax. Adesso che iniziamo lo spettacolo, che cosa proponi? Beh, farò una serie di brani standard come questo, appunto, No Sunshine When She's Go, farò brani come All of Me, St. Thomas, Over the Rainbow, Georgia, Besame Mucho, una versione sempre jazzistica, Blue Bossa, Equinox, insomma farò svariati brani appunto che abbracciano, diciamo, la storia del jazz. Quindi farai un medley di classici. Sì, anche perché stasera è venuto da un amico mio storico, Franco, che è venuto appositamente da Roma per ascoltarmi, perciò non volevo deluderlo e volevo appunto regalargli un momento magico, anche perché siamo amici da troppi anni, mi ha visto nascere e oggi sono felice di poter, insomma, uno dire perché? Perché Franco fa parte degli ascoltatori di nicchia, ecco, Franco è un intenditore. Ma non perché ascoltare, perché Franco ascolta quelli bravi. Poi dopo che io farò questo concerto qua, vediamo che chiaramente mi metterà anche lui nell'Olimpo dei bravi sassofonisti. Conosciamo il sassofonista Gianni Sax. Raccontaci un po' di te, di come nasce questa tua passione per la musica. Allora, io ho iniziato 20 anni fa a suonare questo strumento magico che è il sassofono e piano piano mi sono appassionato al jazz, ho iniziato ad ascoltare i grandi del jazz come John Coltrane, Sonny Rollins, Paul Desmond, Charlie Parker e Dexter Gordon, che è, diciamo, il mio punto di riferimento principale, che mi ci ritrovo molto sul suo modo di suonare, sia lui che Sonny Rollins. Un po' per necessità, un po' perché alla fin fine ho iniziato a Roma a studiare in questa scuola qua, e dico necessità perché fondamentalmente a Roma non c'erano più comunque dei sassofonisti jazz, anche nei locali comuni come magari i ristoranti, di solito c'erano quartetti, trii, non esisteva più un sassofonista singolo che riusciva comunque da solo, anche solo con le basi, comunque a dare un prodotto abbastanza di qualità per ripercorrere sicuramente l'andamento del jazz degli anni 30. Questo è quello che io ho cercato di fare.
mio primo insegnante è stato in assoluto, che poi oltretutto è il primo sassofonista, è stato anche a Sanremo, parliamo di Francesco Santucci, e poi a seguire Andrea Pasquetti e ultimamente Gianluca Esposito. Io ho avuto 3 insegnanti molto bravi che mi hanno dato sicuramente delle dritte, detto proprio in gergo quasi romano, e alla fin fine sono riuscito comunque ad avere un risultato che era quello che fondamentalmente ho sempre cercato, però chiaramente la strada è ancora lunga e ancora c'è tanto da fare. Questo è il mio jazz e questa è la storia del mio sax. Qual è la difficoltà che si trova maggiormente in un ragazzo o comunque in un adolescente immergersi in questo mondo della musica? Beh, attualmente io quello che vedo è che molti ragazzi, molti giovani cercano l'apparire, non cercano il suonare. Io ho sempre cercato prima di suonare, poi se qualcosa arrivava dopo ben venga. È fondamentale studiare prima di tutto, questo lo consiglio a tutti i giovani emergenti, perché se uno non studia non potrà mai crescere. Quindi diciamo che come soluzione migliore è intraprendere una carriera, intraprenderla nel migliore dei modi, quindi studiare nelle accademie e nelle scuole di musica. Assolutamente sì, con dei bravi docenti, con dei bravi insegnanti che possono sicuramente istradare bene i giovani e far sì che appunto nell'arco del tempo questi ragazzi possano soltanto che migliorare. Quante ore tu impieghi al giorno per esercitarti nel suonare e per far sì che un brano possa diventare insomma a tutti gli effetti positivo? Io purtroppo studio pure troppo, mi è pure venuta la tendinite al braccio sinistro perché io studio anche 7, 8, 9, 10 ore al giorno. Perché se vuoi comunque far sì che il tuo suono diventi speciale e possa incantare tutte le persone che ti ascoltano, la cosa importante è quando una persona, anche se una persona non ama questo genere, allora uno entra in un locale, la cosa importante è che per le poche note che ascolta deve essere ipnotizzato da quel suono, e il suono, per far sì che diventi bello, bisogna assolutamente suonare ore e ore e ore. È impossibile fare 2 scale o 2 cose e poi lasciare lo strumento. Quindi l'esercizio è fondamentale? È basilare più che fondamentale, io penso a questo. Ma credo che questo lo pensino anche i grandi. Sonny Rollins ha 90 rotti anni e l'ultimo concerto l'ha fatto 85-86 anni ed è uno che comunque ha sempre studiato, anche nei momenti in cui non suonava, non faceva concerti, ha sempre suonato, e quella è la forza dell'artista. Hai studiato altri stili musicali oppure tendi soltanto a esercitarti sul jazz? Più che altro ho sperimentato altri stili, ho lavorato spesso pure con dei DJ, ho fatto improvvisazione su musica house, ho fatto moltissimi aperitivi a base di chill out, che comunque è un genere musicale molto vicino al jazz.
non è jazz, però è diciamo, un genere molto, diciamo, è smooth jazz, è una cosa diciamo, molto distensiva e rilassante, però non con i colori che conosciamo del jazz degli anni 30 o degli anni 50. Il jazz quindi diventa diciamo, una musica commerciale a tutti gli effetti, adesso è diventato. Non credo che sia una musica commerciale, il jazz forse non lo è mai stato. Diciamo che il jazz è una musica di nicchia, perché infatti è soltanto per gli intenditori, perché se tu prendi, anche se è un giovane, ma anche una persona più grande, devono essere, le persone che seguono il jazz sono persone, secondo me, di estrema sensibilità. E devono capire, anche se poi non hanno magari studiato musica, però devono aver ascoltato tantissima musica per poi arrivare al jazz. Il jazz, il giovane ci arriva dopo. Il grande, che magari non ha mai ascoltato il jazz, uno può dire allora cosa significa? Se uno è giovane e arriva dopo, anche il grande arriva dopo. No, il grande si è fatto fondamentalmente una cultura talmente ampia che poi è arrivato al punto di poter scegliere la musica migliore. Non perché il jazz sia la musica migliore, ma perché il jazz è la musica più impegnativa e più complessa da capire. Il jazz quindi è diciamo, una musica più d'élite rispetto a altri stili musicali? Assolutamente sì, perché infatti anche nelle radio normali non si sente il jazz, si sente magari l'easy jazz, per farti capire. Ci sono delle radio, in una radio che passano un po' di tutto, il jazz lo passano raramente, bisogna andare in una radio specifica per ascoltare appositamente soltanto quello stile.